con i saluti, salutiamo i ragazzi che sono giunti fin qua da Padova, salutiamo ovviamente anche i Men in Black Group, tutti i ragazzi a sostegno della Tenazza Padova, facciamo un applauso, in bocca al lupo ovviamente per il finale di campionato. Un applauso anche ai nostri ragazzi che oggi hanno lottato fino all'ultimo punto e vi aspettano qui domenica prossima per un'altra gara contro la DHL Modena, un'altra gara ad alto coefficiente di rischio. Allora, Bassanello, una gara che si stava mettendo male, poi però Padova è riuscita a portare a casa una vittoria importante. Per fortuna, vittoria importantissima, eravamo a pari punti con Ravenna, doveva esserci questa vittoria. All'inizio si è messa bene per noi la partita 1-0, abbiamo un po' sprecato nel terzo e nel quarto, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa, questo è l'importante. Anche a livello difensivo ad un certo punto, un attimo solo. Adesso che è diventato da bomber, è un bomber lui, è un fenomeno, c'è Papi e dopo c'è lui, guarda. No, mi prendevi in giro però, vabbè. No, comunque in difesa grandi cose, sia Padova ma anche Ravenna che a un certo punto vi ha messo in difficoltà con quello. Loro sono una squadra che difende tantissimo e è questo il loro punto di forza. Infatti ci hanno dato molto fastidio per quello, anche noi ci siamo messi a difendere che è la nostra arma e alla fine abbiamo vinto noi. Bene. Adesso prossima sfida, anche questa una sfida si può dire diretta. Sì, arrivano altre sfide dirette, toste, da vincere e vediamo come andrà. Speriamo bene, col cuore sempre. Allora, un affaticato Santiago Orduna, una gara lunghissima che ad un certo punto insomma poteva mettere al tappeto qualunque squadra, addirittura il tie break sotto 4-8, poi cosa è successo? Da come avevamo preparato la gara sapevamo che oggi sarebbe stata una partita così. Loro stanno giocando molto bene le ultime partite, come noi, credo che nel girone di ritorno insieme a loro siamo delle squadre che stanno facendo abbastanza bene e ci aspettavamo una gara così. Come si è presentata che eravamo davanti 2-0, sinceramente ero fiducioso che riuscivamo a fare 3 punti. Poi loro ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo avuto un po' di insicurezze, abbiamo iniziato a fare degli errori però alla fine nel tiebreak la squadra è venuta fuori come nelle ultime partite e quello anche con il ricambio è entrato Seva e oggi senza Berger, è entrato Bassanello, è entrato Leoni, tutti oggi in questi momenti importanti avere tutta la squadra disponibile e oggi nel tiebreak è stato così. Guardando la prossima sfida sarà un'altra gara da giocare soprattutto a livello mentale, no? Sicuramente, adesso per noi abbiamo 3 finali, oggi stasera dopo questa partita tiratissima ce la godiamo un po', poi già da domani iniziamo a pensare a Monza perché non abbiamo tempo da aspettare, abbiamo 10 giorni dove decidiamo tutto, quindi complimenti alla squadra come abbiamo giocato oggi e pensiamo subito a quello che sta per arrivare.